Dopodomani mattina le ruspe della ditta Capobianco saranno in contrada Maddalusa per demolire una villetta. È il primo fabbricato di quelli inseriti nella lista preparata dal comune, abitato tutto l'anno dalla famiglia Piraneo, composto da 5 persone, padre, madre e 3 figli. Ieri il capofamiglia ha lanciato un appello al presidente della Repubblica Mattarella, l'unico che potrebbe intervenire anche posticipando le demolizioni. L'abitazione, disposta su un piano, si trova in una stradina di via Maddalusa, a pochi metri dal corso del fiume Acragas. Il padrone di casa, fino a ieri, non era convinto di seguire la stessa strada avviata da altri proprietari di immobili che nei giorni scorsi hanno demolito le opere abusive senza aspettare l'arrivo delle ruspe. Qui, in questa zona, i mezzi della ditta appaltatrice arriveranno lunedì per iniziare gli interventi di abbattimento e dare seguito ad una sentenza datata 1992. È vero che negli anni hanno accatastato la casa, pagato tutte le tasse, ma adesso conta l'ordine della Procura della Repubblica che ha emesso un provvedimento esecutivo. I legali del proprietario hanno provveduto a presentare un incidente d'esecuzione, ma la causa è stata fissata per il 15 settembre, esattamente 8 giorni dopo che avverrà la demolizione, alla quale non si opporranno. Tra le centinaia di cittadini che per decenni hanno realizzato le proprie case abusivamente cresce il timore che prima o poi possa toccare a loro. Tra quanti parlano una pensionata di Agrigento il cui figlio con la moglie e il nipotino abita in una piccola casetta abusiva al villaggio Mosè. La donna si dice preoccupata, ma dentro di sé c'è tanta rabbia. Mi chiedo perché tutte le colpe cadono esclusivamente sul povero cittadino, dice, che direi quasi costretto ad illudersi di farsi una casa. Dico costretto in quanto l'autorità agrigentina restava passiva a questi fenomeni in una zona di inedificabilità assoluta dove si vedevano sbocciare case come funghi. Dopo 30 anni, se non di più, conclude, si ricordano di queste sentenze.